Udienza sull'istanza di fallimento di Cogge Mantovani al Tribunale di Padova con relativa manifestazione di protesta di dipendenti e sindacati che chiedono certezze per il futuro. Il giudice non ha dichiarato fallita l'impresa, ma ha concesso alla proprietà di Cogge Mantovani di pagare i lavoratori entro fine mese, lavoratori che si lamentano delle difficoltà in cui si trovano. Da novembre che non riceviamo lo stipendio e a questo punto ci hanno costretto praticamente a prendere questa posizione perché non c'è niente di certo. Dei lavoratori trasferiti da Mantovani, che ha ceduto in affitto il ramo d'azienda a Cogge Mantovani, ne sono rimasti solo una ventina per le difficoltà incontrate quotidianamente. Ad oggi erano 116 le persone che si sono trasferite dalla Mantovani alla Cogge Mantovani, oggi sono rimaste 25, tutte le altre sono andate, si sono dimesse perché non venivano pagati stipendi. Sulla decisione del giudice di concedere ancora dei giorni per saldare le pendenze con i lavoratori, i sindacati si dichiarano parzialmente soddisfatti e auspicano che sia fatta chiarezza e arrivino delle risposte. Chiamo che ci siano delle positività, delle risposte per i lavoratori, sia per quanto riguarda quelli rimasti, perché potrebbe essere che Mantovani sembra abbia rescisso il contratto all'affitto del ramo d'azienda, vedremo quali sono i sviluppi. Vogliamo delle risposte da parte della giustizia, da parte degli enti competenti.